Ok, io partirei e vi faccio vedere qual è la struttura che ho pensato di dare al mio intervento. Prima non assumo che tutti sappiate o abbiate già una definizione in testa di bioetica e del perché c'è, perché mi sembra abbastanza importante. Ci spenderò qualche minuto perché mi sembra rilevante. Se non capiamo come mai c'è la bioetica e cosa la causa, ok? Non riusciamo a cogliere l'urgenza di decidere in bioetica, cioè di argomentare il giudizio, ok? E non riusciamo a cogliere l'esigenza di arrivare a dei principi comuni per poter decidere in questioni bioetiche, nonostante che si sia un contesto pluralistico. Cioè, per arrivare a cogliere come mai in bioetica si è posta la questione quali sono i principi a cui possiamo fare riferimento per decidere sulle questioni pressanti che abbiamo davanti, anche come comunità politica. Okay? Quindi, quali sono questi principi a cui dobbiamo fare riferimento per decidere, perché decidere si deve? Ecco, per cogliere come mai è pressante questo interrogativo, quindi come mai si pone la questione dei principi a cui dobbiamo fare riferimento in bioetica, e io oggi mi riferirò soprattutto alla bioetica clinica, perché la bioetica è un mare magnum, lo vedremo fra breve. L'ambito che ci interessa particolarmente oggi è quello della bioetica clinica, anche per i temi che sono l'orizzonte del corso di cui questa è una puntata. Insomma. Quindi questi sono i tre passaggi che vorrei farvi fare. Parto brevemente con una definizione. Le definizioni di bioetica sono molte, tutte sono interessanti e lacunose. Qui, come sentite, bioetica è un termine composto, è la riflessione etica, quindi normativa. Quando facciamo etica non vogliamo descrivere ciò che la gente pensa, non vogliamo descrivere le opinioni delle persone, facciamo un'attività di tipo normativo. Quando facciamo etica ci chiediamo cos'è bene, male, giusto, sbagliato, equo, iniquo, rispettoso o meno, per quanto riguarda l'intervento dell'uomo sul vivente. Questa è la bioetica. Quindi cos'è? È un insieme di ricerche, di discorsi e di pratiche, sentite, generalmente pluridisciplinari. La bioetica riguarda tutti e riguarda tutti gli ambiti, aventi per oggetto la chiarificazione e la soluzione di questioni di carattere etico suscitate dall'avanzamento dell'applicazione delle tecnoscienze biomediche. Okay. Quindi, come mai facciamo bioetica? Come mai da 50 anni è sorto questo campo di ricerca interdisciplinare? Perché? Perché il clamoroso, straordinario avanzamento delle tecnoscienze biomediche, cioè delle conoscenze scientifiche, che poi si sono tradotte in tecnologie capaci di intervenire sul vivente, tra cui l'uomo, ci hanno dato un potere straordinario e allo stesso tempo dubbi, domande, questioni che mai prima nella storia abbiamo avuto. Quindi la bioetica sorge perché anche nell'ambito dell'intervento sul vivente, e in particolare sul vivente uomo, ma non solo, noi stiamo sperimentando l'ambiguità della tecnica. Cioè la tecnica supportata dalla scienza, la tecnoscienza, perché ormai sono fuse insieme, è difficile distinguere, ok? Ci dà poteri di intervento mai prima avuti e domande che mai prima nella storia abbiamo avuto. Allora, come mai, altre due parole su alcuni dei fattori che hanno fatto sorgere la bioetica? E su questo vi prego veramente di porre attenzione, perché questi fattori che hanno fatto sorgere la bioetica 50 anni fa sono ancora continuamente presenti e addirittura in alcuni casi si stanno ancora di più radicalizzando. Questo è un punto importante. Non è che la bioetica è nata 50 anni fa e adesso si sta esaurendo, no. Siccome questi fattori che adesso citerò non solo erano presenti 50 anni fa, nel 1970, quando è nata la parola bioetica, ma sono presenti ancora oggi, voi vedete che le questioni che vanno sotto l'etichetta bioetica non solo sono ancora presenti, ma si stanno approfondendo e quindi di bioetica continueremo ad occuparci nei decenni che verranno, se non ci autodistruggiamo prima, ça va sans dire. Okay? Allora, quali sono questi fattori? E attenzione, non solo quali sono i fattori che la fanno nascere, ma quali sono le questioni che fa sorgere la bioetica? Attenzione, questioni che dobbiamo necessariamente affrontare. Questo è un punto che vi chiedo di tenere presente, perché la bioetica sorge perché ci sono delle questioni, ma non sono come altre questioni che abbiamo in filosofia che possiamo discutere all'infinito, ok, senza arrivare a un dunque. In realtà
per quanto riguarda la bioetica, noi abbiamo problemi nuovi, inauditi, mai prima avuti nella storia, ma rispetto ai quali dobbiamo arrivare a una decisione. Ok? Alla fine del turno, stasera in ospedale, i medici devono decidere intubo o non intubo. Ok? Di fronte a un paziente che ne so, che ha fatto un grave incidente, dobbiamo stabilire è in morte cerebrale o no, e se è in morte cerebrale procediamo o no all'espianto degli organi, eccetera, eccetera. Cioè, nella vita quotidiana e in etica, a un certo punto si arriva a decidere. Quindi i problemi che adesso vedremo non sono solo problemi affascinanti dal punto di vista teorico, che ci sconvolgono per la loro novità e radicalità, ma sono problemi che richiedono di arrivare a una risposta. E quindi non solo perché la bioetica, ma anche come mai abbiamo un'urgenza di arrivare ad argomentare il giudizio etico, possibilmente in modo condiviso, pur essendo in un contesto pluralistico. Questa è la questione di stasera. C'è la bioetica, ci sono questi problemi, bisogna arrivare a decidere, siamo in un contesto pluralistico, e come facciamo a decidere in un contesto pluralistico? Di fronte a scelte che non possiamo evitare, ecco che sorge la questione di esistono dei principi, esiste una prospettiva a cui tutti possiamo fare riferimento e che ci consente un dialogo su queste questioni ineludibili, pur in un contesto pluralistico? Ecco, questa è la questione che vorrei con voi vedere stasera. Velocemente, vi do qualche accenno. Poi, adesso vado alla fine. Se qualcuno di voi vuole approfondire, vi faccio vedere che alla fine ho citato alcuni appunto testi che potete approfondire. Il primo è il testo che ha citato all'inizio Luigi Gaudino, che è questo studio che ho fatto e pubblicato l'anno scorso sul principialismo di Beecham e Childress. Questa è la pronuncia di questi due autori, sono inglesi, ma sapete che ovviamente Beauchamp è evidentemente di origine francese, ma sapete che gli americani pronunciano tutto a modo loro, quindi questo il primo nome si pronuncia Beecham e il secondo nome si pronuncia Childress, ok? Ecco, in questo testo, tutta la prima parte, per far vedere come nasce la loro opera fondamentale, vedrete perché è fondamentale, per ricostruire il contesto in cui nasce quest'opera, faccio vedere il contesto in cui nasce la bioetica. Quindi se qualcuno di voi fosse interessato a vedere qual è il magma culturale entro cui nasce la bioetica e quest'opera che è fondamentale per la bioetica, cioè che si chiama Principles of Biomedical Ethics, di questi due autori, ecco, questo testo nella prima parte vi aiuta a introdurvi, ok? E poi ci sono altri due, appunto, riferimenti che possono esservi utili per seguire il ragionamento che, appunto, svolgo. Allora, ritorniamo a noi. Tanto per darvi il polso delle questioni che si discutono in bioetica, questo un po' in generale, ma poi mi interessa in particolare la bioetica clinica. Okay. Allora, il primo e fondamentale fattore che fa insomma, sorgere la bioetica o quell'ambito problematico che ha assunto questo nome. Non è una questione di nomi, avremmo potuto chiamarla anche in un altro modo, ok? Quindi non è una questione di nomi, non è solo fumo, l'arrosto c'è e lo vedrete. Allora, la prima cosa che sconvolge l'ambito diciamo, della biomedicina è appunto l'irruzione della tecnica. Cioè la capacità crescente della tecnica di arrivare a luoghi un tempo inaccessibili all'intervento umano ci dà straordinarie possibilità e straordinari quesiti e domande che mai prima abbiamo avuto. Pensate tutti, quando sentite parlare di bioetica, normalmente pensate a questioni di inizio e fine vita. Beh, la bioetica non riguarda solo l'inizio e la fine vita, ma anche altri momenti della vita. Ma perché è significativo che ci vengano in mente inizio e fine vita? Perché? Perché noi, grazie alla tecnoscienza, siamo in grado di intervenire in questi luoghi un tempo inaccessibili. Okay? Una volta la gravidanza non era oggetto dell'etica, perché non si poteva intervenire. Adesso non solo vediamo tutto, ma possiamo intervenire, modificare, possiamo anche determinare, possiamo extrautero determinare la fusione di un ovulo e uno spermatozoo, far crescere l'embrione a morula, 16 celluline, prelevare una, fare l'analisi, è sano, malato, fibrosi cistica, sindrome di Down, ha qualche malattia, lo impiantiamo o no? Per la prima volta nella storia noi siamo in grado di fare questo. È giusto? Capite che domanda abbiamo dovuto porci? E da quando è che un essere umano ha valore morale? Per la prima volta nella storia abbiamo dovuto porci questi quesiti.
Idem alla fine della vita. Una volta noi non eravamo in grado di incidere sulla fase finale della vita. Quando una persona stava per morire non chiamavi il medico, chiamavi il prete. Perché? Perché la medicina non era in grado di intervenire. Adesso parlate con chi opera in terapia intensiva, la fase finale della vita è oggetto di decine di decisioni mediche. Noi siamo in grado di surrogare tutti gli organi del corpo e anche di, appunto, diluire o meno la fase finale della vita. Quindi l'irruzione della tecnica ci dà poteri enormi e domande che mai prima ci siamo fatti. Quando comincio io? Quando finisco io? Sentite questa domanda. Quando finisco io? Perché abbiamo dovuto porcela? Perché siamo stati messi di fronte al fatto compiuto che siamo in grado di fare i trapianti di cuore. Quando nel 1967 Christian Barnard annuncia al mondo ho fatto il primo trapianto di cuore, tutto il mondo applaudiva. Wow, fantastico, premio Nobel per la medicina. Ma chi ragionava ha detto wow, qui abbiamo un problema mai prima avuto? Perché se teniamo il criterio di morte che abbiamo avuto finora, il criterio cardiopolmonare, cioè una persona è viva finché il cuore batte e respira. Okay? Se teniamo quel criterio, tu a Christian Barnard non gli dai il premio Nobel, gli dai l'ergastolo? Perché se una persona è viva fin tanto che il cuore batte e respira, lui cosa ha fatto? Per avere un muscolo funzionante, un cuore che può trapiantare, deve prenderlo quando ancora è irorato di sangue. Quindi, se non cambi la definizione di morte, Christian Barnard ha ucciso un paziente, certo per salvarne un altro, ma l'ha ucciso. Allora abbiamo dovuto cambiare la definizione di morte. Alla Harvard Medical School hanno messo su una doc committee che è venuto fuori con la nuova definizione di morte, cioè una definizione integrativa oltre al criterio cardiopolmonare, che va bene per la maggior parte dei casi, abbiamo dovuto integrare la definizione di morte anche con la definizione di morte in base a criteri cerebrali. Ok? Adesso io non entro sul merito, è giusto o sbagliato o no, vi dico, avete capito cosa ci ha costretto di fare la tecnica? La tecnica ci ha obbligato a porre una questione incredibile: quando comincio io, da quando è che un essere umano ha valore morale e quando finisco io? Ok? Solo perché siamo in grado di intervenire. Apro e chiudo un'altra questione straordinaria, che è noi da quando del 53 abbiamo capito qual è la ricetta del vivente, qual è la formula con cui siamo fatti, il DNA, abbiamo cercato con tutte le nostre forze, visto che abbiamo capito com'è scritta la ricetta della vita, abbiamo tentato in tutti i modi di scoprire come intervenire. Bene, di recente, con l'invenzione di questa straordinaria tecnologia che va sotto il nome di CRISPR-Cas9 e tutte le ulteriori derivazioni o evoluzioni di questa tecnologia, che ha portato appunto lo scorso autunno al premio Nobel per la chimica di Jennifer Doudna e Emmanuel Charpentier, adesso siamo in grado di fare genome editing, cioè il DNA di tutti gli organismi viventi, compreso l'uomo. Non è un dato di fatto che noi dobbiamo solo accettare, registrare e descrivere, ma è qualcosa su cui possiamo intervenire. Noi per la prima volta nella storia siamo di fronte alla capacità di modificare il genoma di tutti gli organismi viventi, compresi noi, e addirittura di modificare il genoma dei gameti o degli embrioni e quindi di introdurre modifiche che saranno trasmesse alle generazioni future. Capite che straordinaria possibilità, che straordinario potere e che straordinari problemi che intervengono. Okay? Alcuni parlano dell'8° giorno della creazione, the 8th day of creation. Nella storia noi siamo sempre stati in un atteggiamento passivo nei confronti della natura, abbiamo dovuto registrare com'era, e adesso invece siamo nel nuovo mode, in una nuova modalità, per cui siamo in grado di determinare noi come vogliamo che sia. Ecco, vedete, per la prima volta abbiamo questi poteri e per la prima volta quindi abbiamo domande e abbiamo l'urgenza di assumere decisioni che valgano non tanto solo per i singoli, che valgano come comunità politica anche. Vedete l'urgenza della decisione. Siamo in grado di modificare gli embrioni, di editarli e di introdurre modifiche che saranno trasmissibili alle generazioni future. Liberi tutti, si può fare tutto, oppure ci diamo delle norme. E in base a che criteri ci diamo queste norme? In base a cos'è che decidiamo cosa diciamo, a cosa diciamo sì e a cosa invece, e quali sono i limiti che invece decidiamo di porre alla nostra capacità senza precedenti di intervenire.
Un'altra novità che c'è, questa invece è più rilevante per quanto riguarda l'ambito, diciamo, clinico, perché voi capite, questa finestra che vi ho aperto sul genome editing è interessante, però è un po' lontana per ora dalla clinica. Okay? Ma pensate al tema straordinario della cosiddetta emancipazione del paziente, ossia il tema del passaggio da un modello paternalistico di fare medicina, ok? Il pater decide per il puer, nel corso della storia per 2500 anni i medici si sono sempre comportati così, da papà buoni che sapevano qual era il bene dei pazienti, sapevano qual era il problema e analizzavano il problema, indicavano terapia e la applicavano convinti di fare il bene del paziente. Ma il paziente non era davvero coinvolto. Invece con gli anni 70, proprio nel momento in cui nasce la bioetica, si determina quel movimento noto come emancipazione del paziente, per cui le persone hanno cominciato a dire, calma, noi quando andiamo in ospedale siamo malati, mica rimbecilliti. Noi andiamo dai curanti convinti che abbiano delle competenze, se no non andremmo e riconosciamo le loro competenze, ma vorremmo che le loro competenze fossero messe a nostra disposizione per capire che problema abbiamo, che opzioni terapeutiche ci sono e appunto per poter scegliere quali opzioni accettare o meno. Ok? Ecco perché nel titolo anche del corso c'è la parola libertà. Cioè, negli anni 70, proprio quando nasce la bioetica, si pone il problema: com'è che valorizziamo la libertà delle persone? Siccome la medicina non interviene su pezzi di carne, ma su persone, su corpi liberi o su libertà incarnate, come fai a rispettare un paziente se non riconosci, promuovi la capacità unica che hanno gli esseri umani di poter fare alcune scelte, pochine, perché siamo molto determinati anche noi esseri umani, ma un margine di libertà ci sembra di averlo e ce lo teniamo caro. Okay? Quindi uno dei motivi per cui nasce la bioetica è la questione: com'è che integriamo anche in ambito sanitario questa consapevolezza che hanno maturato i moderni che se vuoi davvero rispettare le persone devi riconoscere e valorizzare appunto la loro autonomia, la loro capacità di autodeterminarsi, la loro capacità di responsabilità. Un altro tema, lascio stare qui per ora la frammentazione al paziente, casomai ci torniamo. Un altro tema veramente straordinariamente nuovo che irrompe in ambito sanitario e ci obbliga a fare bioetica è il tema dell'allocazione delle risorse, perché per poter dispiegare la piena potenza della medicina contemporanea, della tecnoscienza contemporanea applicata all'ambito medico, noi non possiamo più fare la vecchia medicina, quella del medico di famiglia che andava a casa delle persone con la borsetta. Okay. Noi abbiamo messo in piedi sistemi sociosanitari complessi. Okay. Queste nuove cattedrali dove distribuiamo la salvezza sono gli ospedali, con queste tecnologie straordinarie che ci consentono di fare cose meravigliose, ma che costano un sacco. Cioè noi, grazie alla tecnoscienza, abbiamo contribuito a, che ne so, allungare la vita umana, a debellare tutta una serie di malattie, eccetera, eccetera. Pensate che a inizio 800, 900 la vita media era 40-45 anni, adesso è 80-85. Okay. Non è solo la medicina, l'igiene, la migliore alimentazione, la cultura, sono tutti fattori, ma la medicina ha dato il suo contributo, pensate solo alle vaccinazioni, che svolte straordinarie hanno dato. Okay. Bene, questi sistemi sociosanitari complessi costano e quindi i bisogni crescono sempre di più, per esempio nei nostri paesi occidentali anche per l'invecchiamento della popolazione, e quindi uno dei compiti che abbiamo noi oggi è darci dei criteri per decidere, scusate, su cosa puntare, su cosa no. Siccome non possiamo pagare tutto, non ce lo possiamo permettere, dobbiamo darci delle priorità. È la logica dei LEA, livelli essenziali di assistenza. Quali sono le cose fondamentali che dobbiamo dare a tutti e quali sono le cose che invece non possiamo permetterci? Vedete, questa discussione è la prima volta nella storia che è diventata centrale, okay? Nella riflessione etico-politica. Quando la gente parla di bioetica pensa solo a eutanasia, aborto, gestazione per altri, che ne so, trapianti, eccetera, eccetera. Ma pochi si rendono conto che una delle questioni centrali in etica biomedica è com'è che decidiamo i criteri per la gestione delle risorse limitate che abbiamo in ambito sanitario. Questa è una cosa centrale che non c'era
e che, capite, non è evitabile, perché ogni anno le nostre regioni gestiscono centinaia, decine di miliardi per quanto riguarda l'ambito sanitario. Credo che il bilancio della sanità italiana sia superiore ai 100 miliardi di euro. Okay? Pre-pandemia, dico, adesso non so se saranno anche aumentati. La sola regione Veneto, dove vivo io, ha un bilancio solo regionale di più di 9 miliardi di euro, 9 mila milioni di euro spesi per la sanità. Sono tanti, ma sono sempre pochi rispetto alle esigenze. Che criteri ci diamo per la loro allocazione? Ecco, tutti questi problemi e molti altri che potrei aggiungere, li dobbiamo affrontare in un contesto segnato da una situazione molto particolare che i sociologi definiscono come politeismo etico, ok? Cioè c'è un radicale pluralismo morale e religioso. Quindi sentite il paradosso in cui siamo. Siamo in una situazione in cui abbiamo un'urgenza disperata di decidere a livello comunitario, di decidere su questioni che hanno un impatto sulla vita di tutti, e questa urgenza di decisione ci capita sulla testa esattamente in un momento storico in cui sembra che siamo incapaci di decidere collettivamente. Perché sembra che non condividiamo più una Weltanschauung, un'unica visione del mondo, un'unica visione religiosa, filosofica, politica del mondo. Quindi vedete, uno dei motivi per cui nasce la bioetica non è solo per rispondere ai dubbi, ai quesiti, ai dilemmi di tipo etico suscitati dall'irruzione della tecnica in medicina, dall'emancipazione del paziente, da tutti questi fenomeni a cui ho appena accennato. La bioetica nasce anche perché noi avevamo il problema di decidere su queste questioni pur non avendo una condivisione sulla visione ultima, non so, della vita, del mondo, eccetera, eccetera. Ecco, vedete, questa è la questione che pone l'esigenza di arrivare al titolo della relazione che mi è stata affidata. Allora, come facciamo a argomentare in bioetica in un contesto pluralistico? È possibile? Alcuni dicono no, alcuni dicono siamo così assolutamente stranieri morali che è impossibile. Ecco, altri invece hanno fatto un tentativo di dire no, nonostante le innegabili differenze, nonostante ci siano delle profonde differenze religiose, filosofiche, culturali, è possibile e anche necessario in qualche modo trovare un minimo comune denominatore etico che ci consenta di argomentare il giudizio su questi problemi ineludibili e urgenti in un contesto pluralistico. Ineludibili e urgenti perché, vi ripeto, ogni giorno negli ospedali si decide. Anche i sanitari sono molto interessati a discutere di filosofia e di etica, però alla fine loro stasera in reparto decidono. Quindi l'etica è così, si discute, ma alla fine si decide. Sentite, c'è la radice recidere, incidere. Caedo in latino vuol dire taglio. Ecco, la riflessione etica vuole trovare buone ragioni a supporto di una certa scelta, ma alla fine obbliga, indica la necessità della scelta. Okay. Allora, cosa è successo in questo contesto? Che riassumo. Nuove, straordinariamente complesse, affascinanti e inquietanti questioni poste da questi nuovi poteri di intervento dell'uomo sul vivente, su tutto il vivente, ma in particolare sull'uomo. Adesso quando parliamo di bioetica clinica o di etica biomedica stiamo parlando di noi come esseri umani che qualche volta si ammalano e quindi diventano pazienti. Okay? Abbiamo queste nuove questioni, ok? A fronte di un contesto in cui sembra che non abbiamo niente in comune. Okay? Una volta c'era una visione piuttosto condivisa del mondo, un'unica visione religiosa e quello era il punto di riferimento anche per valutare le questioni che sorgevano in ambito medico. Okay? Adesso noi abbiamo questioni molto più radicali, proprio in un momento storico in cui sembra che non siamo d'accordo su nulla. Allora, ecco qual è il problema che si sono posti i due autori che citava all'inizio anche Luigi, Beecham e Childress, che nel 1979 pubblicano questo testo, si chiama Principles of Biomedical Ethics. Okay? La prima edizione è del 79, l'ottava è del 2019. Quindi voi vedete, questi pongono nel 79 un problema,
E il problema che pongono è così centrale che questa opera è stata continuamente rivista, per 8 volte è stata profondissimamente rivista, ed è un punto di riferimento per la riflessione, diciamo, di etica biomedica, ok? O di bioetica clinica. In realtà non solo bioetica clinica, bioetica della ricerca. Quando loro parlano di biomedical ethics, è un'etica che riguarda tutta l'attività biomedica, ok? Quindi sia la clinica sia la ricerca. Ecco, per questo, vista la centralità di quest'opera e del problema che pongono, ok? Ecco perché ho dedicato l'anno scorso questo studio che ricostruisce, è sostanzialmente fatta di 3 capitoli. Il primo capitolo ricostruisce il contesto storico entro cui nasce l'opera, poi la sua struttura teoretica, su cui oggi non posso entrare, è molto affascinante ma anche complessa, quindi oggi gioco forza per questa sede, non riesco ad approfondirla, ma se siete interessati lì vi faccio vedere come hanno posto il problema iniziale e come nei decenni hanno completamente stravolto l'approccio al loro problema. E infine faccio un bilancio, il terzo capitolo serve a tracciare un bilancio dei risultati teoretici che hanno raggiunto in questi 40 anni di riflessione. Allora, qual è l'intuizione, qual è l'idea che questi due propongono? E che quindi fa sorgere il titolo anche della relazione. Quindi loro dicono, ragazzi, cerchiamo di anche essere franchi. Noi de facto, anche a livello filosofico, non riusciamo a trovare una unica teoria etica su cui tutti convergono. Perché quando è nata la bioetica è stato molto interessante. Le vecchie tradizioni morali hanno dovuto reinventarsi, hanno dovuto dire abbiamo gli strumenti teoretici per far fronte a queste sfide inaudite? Perché tu puoi leggere Kant e Aristotele finché vuoi, ma i problemi che abbiamo noi, loro non li hanno mai avuti? I problemi, la radicalità dei problemi con cui dobbiamo confrontarci, cos'è la natura umana, quanto possiamo incidervi, quando inizio io, quando finisco io, eccetera, eccetera. Questi problemi nessuno li aveva affrontati nella storia con la profondità e l'urgenza con cui dobbiamo affrontarli noi. Quindi le varie tradizioni morali, non so, l'utilitarismo, le teorie etiche deontologiche, ad esempio quelle ispirate a Kant, ma non solo, la teoria della legge naturale, eccetera, eccetera, e molte altre tradizioni etico-filosofiche, hanno tentato di ristrutturarsi per essere in grado di dare risposte a questi nuovi quesiti, ma non di meno scontano il fatto che finora in filosofia non c'è stato nessun approccio etico-filosofico, nessuna teoria etica che ha raccolto il consenso unanime o anche maggioritario. Non di meno, noi abbiamo il problema di decidere. Allora, cosa fanno Beecham e Childes? Fanno questa operazione e lo dicono: noi riteniamo che esistano alcuni principi di base fondamentali per fare riflessioni in etica biomedica e per arrivare a decidere, perché decidere si deve, vi ricordate il problema? Quindi non possiamo andare avanti a discutere all'infinito, stasera si decide. Quindi loro dicono: il luogo dell'accordo, il punto di convergenza tra persone che pure appartengono a prospettive culturali, filosofiche, religioni diverse, okay? Non è una teoria etica, ma sono alcuni principi su cui tutti convergono, pur magari non essendo d'accordo sulla strategia teoretica per giustificarli, oppure non essendo d'accordo, per esempio, sulla visione di fondo della vita, dell'uomo, eccetera, eccetera. Quindi loro dicono, il luogo dell'accordo e anche il luogo della certezza morale non sono le teorie, ma sono questi principi, ok? Su cui tutti convergono, pur provenendo magari da famiglie culturali, da famiglie filosofiche diverse. Allora, e i 4 principi di fondo, che sono i principi che loro discutono in Principles of Biomedical Ethics, sono questi, che non vi suoneranno nuovi perché sono penetrati nel nostro linguaggio, anche sia nel linguaggio ovviamente della bioetica clinica, ma sono poi entrati nei codici deontologici e anche nei testi giuridici. Allora dicono, questi principi, questi sono diciamo, il minimo comune denominatore da cui possiamo partire per discutere delle questioni novelle, nuove, che abbiamo in etica biomedica. E per quanto riguarda noi stasera,
in particolare per l'etica clinica. Okay. Magari non siamo d'accordo sul modo di giustificarli, magari diverse teorie etiche li possono giustificare in maniera parzialmente diversa, ma sul che questi siano i principi di fondo c'è amplissima convergenza, che è tutto ciò di cui che lascerà ovviamente insoddisfatti, diciamo, i teoreti, coloro che hanno l'urgenza di una fondazione unica e indiscutibile, ma perché sono punti di partenza sufficienti per la discussione delle questioni urgenti e ineludibili che noi nella clinica tutti i giorni dobbiamo affrontare. Quali sono questi 4 principi? Li vedete qui. Respect for autonomy, così dicono gli autori, rispetto per l'autonomia, cioè l'idea che è necessario rispettare e supportare le decisioni autonome delle persone. Okay. Anche in ambito sanitario, il primo criterio da tenere ben fermo è: tu, per rispettare il paziente che hai davanti, devi rispettare e supportare le decisioni autonome. Non c'è quasi nessuno che contesta questo principio. Okay. Il secondo principio è il principio di non maleficenza, non maleficence in inglese, ok? Quindi l'obbligo di non causare danno. Questo è un principio formulato in maniera nuova oggi, ma che è molto antico. Vi ricordate nel lessico ippocratico c'era il principio primum non nocere. Okay? Prima di tutto, il tuo obbligo, ad esempio come sanitario, è non causare danno alla persona di cui ti prendi cura. Poi forse il principio faro per l'etica medica tradizionale è il principio di beneficenza. Salus e groti suprema lex, la salute del malato è il tuo obiettivo sommo, il tuo criterio guida. Okay? Tu fai un intervento medico perché vuoi produrre un bene per il paziente. Okay? Quindi sotto l'etichetta beneficenza ci sono una serie di norme che obbligano a alleviare il dolore, ridurre o prevenire il danno, procurare benefici, provare a far guarire e poi bilanciare i benefici con i costi, nel senso che ogni intervento medico, ogni intervento chirurgico, ogni farmaco ha anche effetti collaterali negativi. Quindi nel momento in cui dobbiamo valutare se un certo intervento chirurgico, un certo presidio, un certo farmaco è la cosa giusta per il paziente, la cosa buona per lui, bisogna fare un bilanciamento tra risultati attesi e effetti collaterali negativi prevedibili. Okay. Ultimo principio, allora vedete, non maleficenza e beneficenza sono i principi classici che troviamo nell'etica medica tradizionale. Molto nuova rispetto per l'autonomia, perché se voi leggete la tradizione ippocratica che ha imperversato per 2500 anni, non prevedeva il riconoscimento di un ruolo fondamentale per l'autonomia e la libertà delle persone. Nel contesto paternalistico il pater decide per il puer e non deve coinvolgerlo, né deve informarlo, anzi qualche volta è opportuno per il suo bene mentire al paziente. Quindi l'introduzione del rispetto dell'autonomia fa sì che in questo modello, in questo approccio, si recuperi all'etica medica contemporanea un principio che era stato negletto nell'etica medica tradizionale. E l'ultimo principio assolutamente nuovo, che non c'era nell'etica medica tradizionale, perché l'etica medica tradizionale non aveva questo problema, è la questione della giustizia. Cioè vi ricordo, come vi dicevo, noi facciamo oggi medicina in sistemi sociosanitari complessi e molto costosi. Quindi una delle questioni che abbiamo è come allocare le risorse, come allocare le risorse in maniera equa. Ecco che il principio di giustizia esprime l'esigenza di distribuire equamente benefici, rischi e costi. Ok? Allora, il Beecham e Childress con Enrico, visto che c'è una domanda, se puoi fare una parentesi, la domanda è se questi principi comuni sono limitati alla realtà occidentale o sono condivisi a livello globale o quasi? Questa è un'ottima domanda. Allora, la pretesa di Beecham e Childress è che questi principi valgano globalmente, ok? Però vi devo dire due cose. Allora, questi principi non sono principi assoluti, cioè valgono solo prima facie, dicono loro, prima facie, dicono gli inglesi, prima facie in latino, cioè in prima battuta. Cioè, valgono a meno che non ci sia un principio che in una certa circostanza, diciamo, obblighi a fare un'eccezione. Ad esempio,
Per farvi capire cos'è un principio prima facie. Se io faccio una promessa, ho un obbligo prima facie di mantenerla. Ok, ho promesso a mia figlia stasera, ok, ti porto a danza o vengo a vedere il tuo saggio. Okay. Ho un obbligo prima facie di rispettare la promessa, pacta servanda sunt. Ma rispettare le promesse non è un obbligo assoluto, perché se mentre vado a vedere il saggio di mia figlia, che ne so, lungo la strada c'è un incidente stradale, c'è un ferito e non c'è nessuno che che lo sta accudendo, che si sta occupando della cosa, che sta chiamando l'ambulanza, lì io devo fare un bilanciamento, perché c'è un obbligo prima facie di rispettare le promesse, ma anche un obbligo prima facie di, non so, soccorrere le persone che sono in pericolo di vita. Allora lì devo fare un bilanciamento in situazione e vedere quale obbligo prevale. Quindi questi sono principi che per loro valgono universalmente, ok? Ma non sono assoluti. Seconda cosa, il modo in cui li interpretiamo, ecco, questo apre alla, diciamo, sensibilità e interpretazione culturale. In particolare, il principio che fa più problema e su quale va fatta più, diciamo, interpretazione e declinazione culturale, la chiamerei io, è il principio di autonomia. Perché? Perché in Occidente c'è stata un'interpretazione individualistica dell'autonomia, mentre in certe culture come quella orientale o anche quella del sud, africana, eccetera, non negano l'autonomia, ma l'idea è che il singolo si realizzi davvero all'interno della comunità. Quindi se vai da un, diciamo, che ne so, se un paziente africano in ospedale deve decidere su una cosa che riguarda, che ne so, una sua operazione, un intervento chirurgico o una scelta terapeutica, lui magari sente l'esigenza di confrontarsi con la famiglia, con i familiari, addirittura con il villaggio, con il capo del villaggio. Allora, il modo in cui poi va vissuta l'autonomia dipende da, cioè può tenere conto del contesto culturale particolare. Okay? Loro dicono, noi non abbiamo problemi a lasciare un ampio margine di interpretazione che tenga conto delle particolarità, ok? Ma non al punto da negare totalmente questi principi. Cioè, se ci fosse una situazione in cui il capovillaggio pretende di decidere lui per, che ne so, uno del villaggio, ecco, loro dicono questo no, ok? Oppure il principio di beneficenza, di fare il bene del paziente, ok? Su cos'è il bene del paziente ci possono essere, c'è un margine di interpretazione che è possibile lasciare, però non tutto può essere fatto rientrare nel principio di beneficenza, ok? Per esempio, se ci fossero, che ne so, delle pratiche che imponessero gravi e, diciamo, menomazioni corporee, faremo fatica a difenderle sulla base del principio di beneficenza, ok? Ad esempio, non so, certe mutilazioni che vengono fatte in certe culture, loro dicono quelle sarebbero indifendibili secondo questo approccio. Cioè la pretesa di Vicem e Childress è di avere proposte di principi non assoluti e quindi bilanciabili in situazione, ok? Ma universalmente validi anche se interpretabili. Questa è la loro pretesa molto, diciamo, impegnativa teoreticamente, però certamente sì, ok? Quindi l'esigenza di non danneggiare il paziente, fare il suo bene, di rispettare e promuovere l'autonomia tenendo conto del contesto, delle situazioni del singolo e di distribuire equamente benefici, rischi e costi, ok? Queste sono esigenze di fondo che dovrebbero valere per tutti. Il modo in cui interpretare e declinare, questo può assolutamente tenere conto e del contesto particolare e della cultura particolare, ma anche, diciamo, che ne so, anche della professione, perché il modo in cui vivono questi principi i professionisti della salute differisce da, cioè richiede ai professionisti della salute, questi principi richiedono ai professionisti della salute compiti, obblighi, doveri che magari non chiediamo ad altri, ok? Era solo per farvi capire, vi faccio un parallelo con i diritti umani, ok? La teoria dei diritti umani dice che ci sono queste pretese che valgono per tutti gli uomini. I diritti umani universali dicono ci sono queste pretese etico-giuridiche che valgono per tutti gli uomini e il rispetto della diversità culturale è un obbligo coerente con il riconoscimento della dignità umana e dei diritti umani, ma non può essere invocato per difendere pratiche che vadano contro questi stessi principi. Cioè,
La diversità culturale va esattamente difesa se si vuole difendere la dignità e i diritti delle persone, ok? Ma non può essere invocata per giustificare pratiche che neghino quei diritti, ok? Quindi possiamo tenere ampiamente conto delle culture, ma non al punto da negare quei diritti fondamentali che sono alla base dell'obbligo di rispettare quanto più possibile la diversità culturale. Okay? Quindi anche noi dobbiamo rispettare al massimo la libertà culturale, la libertà, ma se ci fosse qualcuno che ne so, per la sua cultura fa mutilazioni genitali femminili gravissime, quello noi, proprio anche sulla base di questo post, non potremmo accettarlo, o se ci fosse un sacrificio di un essere umano, o tutta una serie di altre cose. Ecco, il riconoscimento di questi principi o dei diritti umani fondamentali crea ampio spazio per la valorizzazione delle diversità culturali come modi per declinare in concreto le esigenze di questi principi, ma non al punto da negarli, perché sennò si autotoglie anche la giustificazione etica che obbliga al rispetto della diversità culturale. Questo è il punto che loro condividono. Quindi ecco, questa è una proposta con principi universalmente validi, non assoluti, ma che pretendono di valere transculturalmente. Ovviamente su questo c'è un ampio dibattito. Chiudo, cioè vado a chiudere dicendo io, oppure nell'esperienza dei comitati etici, il riferimento a questi principi è effettivamente molto utile perché consente di aprire la riflessione e il dibattito anche tra persone che appartengono a, diciamo, orizzonti culturali, religiosi, politici in parte diversi. Okay? Io ho trovato molto utile invece inquadrare questi principi collocandoli sullo sfondo di un principio più radicale, più fondamentale rispetto a quello che indicano Beecham e Childress, ossia il riconoscimento della dignità umana. Perché mi sembra importante e utile fare riferimento a questo principio più radicale? Perché effettivamente questo è un principio che è a fondamento delle nostre costituzioni, diciamo, dell'ordine politico internazionale dopo la seconda guerra mondiale, con la Universal Declaration of Human Rights, che riconosce appunto la dignità umana e i diritti umani di tutti, l'eguaglianza e la dignità di tutti gli esseri umani, e che non a caso è il principio fondamentale alla base della Convenzione di Oviedo, che è la Convenzione europea per la bioetica. Allora, se si dice, attenzione, il riconoscimento del valore di ogni essere umano è, diciamo, la base della vita etica, ok? Quando è che comincia la vita etica? E quindi la domanda, com'è che ci rispettiamo vicendevolmente? La vita etica comincia nel momento in cui riconosci in te e negli altri un valore che vuoi proteggere e difendere. Ultimamente questa è la radice dell'etica interpersonale. E quindi adesso, vedete, sto dentro l'etica interpersonale, non mi pongo il problema dell'etica con gli animali non umani o l'etica rispetto all'ambiente. Anche questi sono temi fondamentali della bioetica, ma qui stiamo parlando di bioetica clinica o al limite bioetica della ricerca. Allora, se il nostro obiettivo, io vorrei farvi vedere come leggere le esigenze poste dai principi alla luce di questo principio un po' più radicale, ok? Che ci consente di valorizzare i principi ma anche di relativizzarli. Allora, quali sono i passaggi che noi di solito facciamo in bioetica clinica nel momento in cui analizziamo una situazione e che credo vi possano gettare luce, per esempio, sulla lezione che avete fatto col professor Gaudino per quanto riguarda la legge 219-2017. L'avete fatta, vero? Mi ricordo bene, Luigi. Ecco, allora, se l'obiettivo della vita etica è rispettare la persona e la sua dignità, l'altro che ho davanti la sua dignità, ok? È evidente, vi faccio vedere qual è il ruolo dei principi. Cioè i principi cosa fanno? I principi di cui vi ho accennato non sono altro che prime indicazioni su come concretizzare le esigenze del rispetto. Ho davanti un essere che ha un valore che io riconosco e non pongo, quindi parlare di dignità umana vuol dire riconoscere che chi ho davanti ha un valore, ok? Che io riconosco e che non attribuisco.
un valore che c'è, che mi precede in qualche modo. E quindi di fronte a questo valore io ho l'obbligo di dire com'è che lo rispetto? Ecco, in ambito sanitario i principi della bioetica clinica sono prime indicazioni per realizzare in concreto le esigenze del rispetto, che se non vengono declinate rimangono fumose. Allora, cos'è che serve il principio di beneficenza? Allora, io rispetto una persona che ho davanti nel momento in cui la vedo come un'integralità psicofisica. Noi non siamo pezzi di carne, ok? Non siamo neppure puri spiriti, noi siamo libertà incarnate. Questo è il modo in cui ci viviamo come un'unità psicofisica. Allora, qual è il primo modo per rispettare le persone in ambito sanitario? Qual è il primo modo per rispettare degli esseri che sono un mix di corporeità e di attività psichica? Okay? Il primo modo è seguire il principio di beneficenza, ossia fare tutti e solo i trattamenti che proteggono, promuovono questa integralità. Questo è il primo punto. Allora, il criterio primo che devono seguire i sanitari per decidere cosa fare in ambito sanitario è dare e proporre ai loro pazienti tutti e solo i trattamenti che la scienza ha dimostrato essere efficaci. Vedete cos'è l'appropriatezza? Com'è che faccio il bene del paziente? Primo punto, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche a disposizione e che sono in continua evoluzione, io devo individuare tutti e solo i trattamenti che possono produrre un beneficio sulla base della evidence-based medicine. Vedete, qui la scienza è determinante. Non si fa il bene delle persone se non si studia e se non si fa ricerca. Okay? Perché tutti e solo? Questo è un punto importante, perché qui ne pone un vincolo a ciò che la gente può chiedere. Quando uno va in ospedale non può chiedere qualsiasi cosa. Le persone, lo vedremo fra un po', sono autorizzate, hanno la libertà di rifiutare qualsiasi trattamento, anche un trattamento potenzialmente positivo per loro. Però le persone non possono chiedere trattamenti che non sono fondati scientificamente o che non sono in un trial clinico che abbia una sua ratio. Chiaro? Quindi questo è molto importante. I sanitari qui hanno un ruolo determinante. Se ti arriva un genitore disperato con la sua creatura che sta morendo e ti chiede stamina, tu lo guardi, lo abbracci, piangi con lui, gli dici no. Se un paziente ti chiede, che ne so, un trattamento chemioterapico e tu sai che quel trattamento chemioterapico lo farà morire avvelenato, tu devi dirgli di no. Ok? Noi il primo modo in cui rispettiamo le persone è dare tutti e solo trattamenti benefici, cioè appropriati. Primo passaggio. Attenzione, noi non abbiamo trattamenti benefici in assoluto, perché appunto dobbiamo considerare che la valutazione della beneficità di un trattamento ha due lati. C'è un lato oggettivo, che è quello che ci consegnano le ricerche scientifiche, ok? Però c'è un lato anche soggettivo, cioè come quel trattamento che ha potenzialmente effetti positivi risuona o che effetti ha, che impatto ha sulla vita delle persone a cui lo proponiamo. Ecco, questo elemento richiede di valutare caso per caso se un trattamento appropriato in linea generale è anche proporzionato per la persona che ho davanti. Vi faccio un esempio per chiarire. Mettiamo di avere davanti due signori di 60 anni, tutti e due hanno un tumore, hanno già fatto 2 cicli di chemio che non ha funzionato, c'è la possibilità di fare un terzo ciclo di chemio. 25% di chance di successo, quindi insomma non niente, okay. Però con effetti collaterali molto pesanti. Ovviamente voi siete incuranti, avete questa chance che è una chance di vita, ok? E la proponete alla vostra paziente, alle vostre 2 pazienti, perché è un trattamento appropriato. Sulla base dei dati scientifici che avete c'è una significativa possibilità che possa avere un effetto. È una chance che proponete. Allora, può esserci una delle due che dice: guardate, mia figlia si sposa fra 3 mesi, so che ha effetti collaterali, guardate, vomiterò anche l'anima, però datemi la chemio, faccio questo percorso, cominciamo con il terzo ciclo di chemio, e accetta. Okay? L'altra dice: guardate, mia figlia si è sposata 3 mesi fa, ha una bambina piccola, me la voglio godere, me la voglio spupazzare, voglio farmi belle passeggiate in questa primavera incipiente, ok?
le voglio fare qualche bavaglino ricamato, va bene così, toglietemi il dolore, ma basta, non voglio più. Quale delle due è sbagliato? Capite? Allora, il trattamento che noi proponiamo a queste signore è appropriato in linea generale, ma poi se è proporzionato per il singolo, questo richiede di integrare elementi oggettivi che ci consegna la scienza con valutazioni soggettive, ma non soggettivistiche. Soggettive vuol dire del singolo, legittime, ok? Sulla valutazione dell'impatto che quella proposta terapeutica ha sulla loro vita. Ok? Allora, vedete che questo secondo passaggio della valutazione della proporzionalità di un trattamento appropriato, perché se un trattamento appropriato non va proposto e se ce lo chiedono, si dice no, se un trattamento non è appropriato non va proposto, né va concesso se richiesto. Questo è un punto importante. Tanta gente dice io rifiuto l'accanimento terapeutico. No, l'accanimento terapeutico non devi rifiutarlo perché non ti deve neanche essere proposto. Se una cosa è accanimento terapeutico non va neanche proposta. Okay. È vero però che ci sono trattamenti proporzionati, cioè appropriati in linea di principio, ok, che il singolo ritiene sproporzionati per sé. E quelli, ok, possono essere rifiutati. Vedete, questo passaggio sulla proporzionalità ci fa passare dalla beneficenza all'autonomia, punto decisivo. Ok? Cioè, siccome le persone non sono pezzi di carne, ma sono corpi liberi o libertà internate, è evidente che noi non rispettiamo i pazienti che abbiamo davanti se non riconosciamo e valorizziamo questa capacità tipica degli esseri umani che ci sta a tutti a cuore, cioè la capacità di capire, proporci degli obiettivi, avere dei piani di vita e provare a realizzarli. Anche in ambito sanitario tu non riconosci l'essere umano che hai davanti, il suo valore, la sua dignità, se non riconosci questa capacità che gli esseri umani hanno. Comprendere, valutare, soppesare, decidere, determinarsi. Ecco, il principio di autonomia, la valorizzazione della responsabilità delle persone, capite che dimensione dell'essere umano vuole proteggere? Vuole proteggere esattamente la libertà. Siccome noi esseri umani abbiamo questo margine, ci sembra di avere questo margine di libertà e ci è molto caro, se ce lo tolgono ci sembra che la nostra vita sia insomma gravissimamente insomma defraudata di una cosa importante. Ecco che l'idea di valorizzare anche in ambito sanitario questa capacità degli esseri umani ha portato a dire il principio di autonomia è un principio fondamentale. Le persone hanno il diritto di essere informate, i sanitari hanno l'obbligo di comunicare e le persone dopo che hanno capito e dopo che hanno discusso hanno l'obbligo e il diritto di dare il loro consenso al trattamento. Ecco perché il consenso informato è diventato centrale. Dopo, lasciamo stare la deriva burocratica in cui il consenso è diventato la firma di un pezzo di carta, ma dal punto di vista etico il principio è fondamentale. Se le persone hanno questa capacità di autodeterminarsi, come fai a non valorizzarla in ambito sanitario nel momento in cui ti proponi di rispettare la dignità dell'altro? Ovviamente questo crea tutta una serie di problemi perché noi siamo individui concreti e la nostra capacità di capire, di determinarci, viene molto impattata da cosa stiamo vivendo. Se uno sta vivendo una malattia grave, ok, è evidente che ha il compito di autodeterminarsi, ma nel momento in cui magari è spaventato, non lucido, ok, in cui non sa davvero neanche lui cosa vuole. Quindi, proprio nel momento in cui diciamo è importante rispettare l'autonomia delle persone, dobbiamo creare le condizioni per entrare in una relazione significativa che consenta alle persone di esercitare davvero la loro autonomia. Ecco perché, ve l'avrà detto appunto anche il professor Gaudino, nella 219-2017 l'obiettivo della legge è valorizzare prima di tutto la relazione di fiducia e cura e poi contemporaneamente l'autonomia e la libertà delle persone, perché la libertà e l'autonomia delle persone si realizza nelle relazioni, non fuori dalle relazioni. È solo se uno malato entra in relazioni significative con i suoi curanti che può avere gli strumenti per esercitare davvero l'autonomia. Ecco, vedete, la declinazione dell'autonomia in termini troppo individualistici è veramente deleteria, perché le persone in ambito sanitario è dentro relazioni di fiducia e di cura che sono capaci poi di arrivare a esercitare la loro responsabilità. Quando uno sta male,
non vuole essere solo informato, vuole essere anche confermato, sostenuto, supportato. Ok? Quindi vedete, attenzione a come decliniamo l'autonomia. Ecco perché è molto interessante il modo relazionale e comunitario in cui magari intendono l'autonomia altre culture. Noi siamo super individualisti, ma ci sono culture in cui vedi che le persone davvero esercitano l'autonomia dentro le relazioni familiari di affetto, di supporto, dentro anche una relazione comunitaria che le supporta. Certo, stando attenti a non ritornare nel problema che volevamo evitare noi, in cui c'è la comunità o lo Stato che decide ciò che devi essere tu. No, noi vogliamo preservare la libertà dell'individuo, la sua responsabilità individuale, riconoscendo che però certe condizioni relazionali sono una precondizione. È evidente qui che se c'è un conflitto tra beneficenza e autonomia, deve prevalere l'autonomia, cioè tu, nel momento in cui proponi a un paziente una cosa che può funzionare, cioè che è appropriata, devi essere pronto anche alla possibilità che il paziente, facendo una valutazione sua, dica questa cosa è appropriata in generale, ma per me non va bene, io posso rifiutare. Questo è un punto fondamentale in questa prospettiva. Nel momento in cui vuoi rispettare la dignità delle persone, gli proponi tutti e solo i trattamenti che funzionano, ma poi lui ha una responsabilità di fondo di accettare o meno. Ok? Non in solitudine, rimanendola con lui, discutendo con lui, provando a fargli cambiare idea se credi che non stia valutando bene la situazione, ma in ultima analisi, se c'è un conflitto tra beneficenza e autonomia, prevale l'autonomia. Ok? Dal lato negativo, cioè dal lato del rifiuto, ripeto, uno può rifiutare anche un trattamento appropriato se lo ritiene sproporzionato per sé. Ripeto invece che l'autonomia non è assoluta, quindi uno non può pretendere trattamenti non appropriati. Se uno viene in ospedale e chiede una cosa che non funziona o che non è scientificamente fondata, noi siamo obbligati a dirgli di no. Va bene? Alcuni dicono l'ospedale non è un supermercato, uno non può andare a chiedere quello che vuole. Secondo me non è una buona definizione, perché anche il supermercato non è un supermercato, cioè nel supermercato non vai e compri quello che vuoi, compri tutto quello che c'è lì dentro, ma in un supermercato non puoi comprare bombe a mano o cianuro, per dire. Ok? Quindi anche in quello che noi chiamiamo modello di assoluta libertà, ognuno compra quello che vuole, no, ognuno compra quello che vuole tra le cose che è possibile e legittimo comprare. Anche qui in ambito sanitario uno può accettare o rifiutare tutto ciò che è appropriato, ma non certo pretendere ciò che è inappropriato. Quindi vedete, il criterio della appropriatezza pone un limite all'autonomia impositiva delle persone. Ultimo punto, siccome noi non siamo monadi, ma siamo esseri relazionali e c'è la nostra dignità, ma la dignità di tutti gli altri, ecco la centralità del principio di giustizia. Io devo proteggere e rispettare la dignità, il valore di ogni persona, ma devo anche tenere conto che c'è in gioco non solo la sua libertà, la sua dignità, ma la dignità e la libertà di tutti. Ecco il criterio di giustizia. Il criterio di giustizia vuole dire cerchiamo di trovare i modi per rispettare la fondamentale eguaglianza delle persone, ok? E quindi di fare scelte che rispettino questa uguaglianza oppure che individuino quali sono i criteri per fare differenze tra persone, ok? Noi dobbiamo anche fare differenze giustificate tra persone. Ad esempio, in pronto soccorso non puoi curare tutti immediatamente, fai triage. Allora quali sono i criteri che ci diamo per decidere chi curiamo prima, chi dopo? Ecco, dobbiamo avere buone ragioni per, in alcuni settori, in alcuni casi, in alcune circostanze, decidere non chi vale di più, ma chi ha diritto ad avere prima accesso a una cura. Pensate a quello che facciamo noi adesso con i vaccini. Tutte le persone hanno uguale dignità e tutte le persone hanno diritto di ricevere il vaccino, però dobbiamo darci delle priorità, dobbiamo trovare dei criteri per giustificare queste priorità, per far vedere, dare il vaccino prima ai sanitari, poi ai poliziotti e agli insegnanti, poi o prima agli ottantenni, è giustificato perché. Quindi vedete, l'esigenza della giustizia dice dobbiamo trovare i modi per preservare e proteggere questa fondamentale uguaglianza che è anche alla base dei nostri sistemi democratici, okay? Trovando buone ragioni per giustificare eventuali, non so, necessità di triage, di priorità, eccetera, eccetera. Okay? Quindi vedete, principi della bioetica, non credo che vi saranno nuovi: beneficenza, appropriatezza, proporzionalità, autonomia, consenso informato, eccetera, giustizia.
equa allocazione delle risorse. Non sono, diciamo, parole nuove per chi è nell'ambito sanitario. Prendetevi un codice di deontologia medica o infermieristica e troverete questi principi, perché sono penetrati dalla riflessione bioetica anche nella deontologia e adesso anche nel diritto. Okay? Però è evidente che questi principi, se vogliono essere colti e interpretati davvero, vanno, diciamo, alimentati a una riflessione sulle dimensioni fondamentali dell'essere umano che vogliono proteggere e poi vanno interpretati in circostanza. Perché? Perché pensate cosa vuol dire rispettare l'autonomia di un quarantenne in forma, lucido, oppure di un ottantenne con inizio di demenza. O cosa vuol dire rispettare l'autonomia, non so, di un bambino di 8 anni? O come facciamo a rispettare l'autonomia dei genitori di un bambino neonato che devono prendere una decisione non per sé ma per la loro creatura? Quindi vedete, non basta dire l'autonomia è un principio importante. Poi il modo in cui lo declini nelle diversi ambiti della clinica, nelle diverse circostanze in cui sono le persone, nei diversi livelli di capacità che hanno in vari momenti della loro vita, capite che è una sfida enorme. Idem, beneficenza. Dobbiamo fare il bene dei pazienti. Facile dictu, difficile factu. Come interpretiamo la beneficenza in un certo contesto? Quindi vedete, questi principi sono molto importanti, ma poi la sfida che c'è davanti per l'etica clinica è com'è che li traduciamo nella concretezza della vita, tenendo conto della particolarità delle circostanze. Chiudo qui perché adesso ci prendiamo un po' di tempo per la discussione. Mi rendo conto che ciascuno di questi temi richiederebbe approfondimenti, giustificazioni ulteriori, quindi magari tirate fuori le questioni, per quanto posso rispondo qui e se no potrei rimandarvi a testi che vi consentono di ulteriormente approfondire per conto vostro le questioni che qui gioco forza abbiamo potuto solo sfiorare, insomma.